Merckx avranno coperto l'11° giro, il che vuol dire che mancano ancora 3 giri alla conclusione. Ecco il passaggio di Merckx. Farolfi ha fatto scattare il cronometro. Fuga di Eddy Merckx. Mentre Merckx ha coperto questo giro nel tempo record di 9 primi e 52 secondi. Aumenta il vantaggio di Merckx. Siamo ora al limite dei 30 secondi. Ecco che dal gruppo è uscito Giacinto Sant'Ambrogio, leader della speciale classifica dei traguardi regionali, poi Polidori, mentre Gimondi in maglia rosa è a centro del gruppo. Dicevamo, nella precedente tornata si è disputato lo sprint per il traguardo regionale. Il vantaggio di Merckx è salito a 48 secondi, il traguardo regionale vinto da Merckx. Al secondo posto Caverzano. Tengono in coda al gruppo, poiché questa trasmissione viene irradiata in Eurovisione. Sarebbe bene che una delle due si portasse avanti per far vedere Eddy Merckx, che è al comando della corsa con un vantaggio che, ripetiamo, si mantiene sui 40 secondi. Vi ricordiamo il circuito cittadino. Da Piazza del Duomo si procede verso Piazza Castello, poi via Canova, viale Byron, via Moscova, via Manin, corso Venezia, corso Vittorio Emanuele. Questo è il percorso cittadino che i corridori devono coprire per 14 volte per 106 chilometri. Gruppo compatto, come vedete, alle spalle di Eddy Merckx, che per la prima volta non è ancora riuscito a colmare questa lacuna, mentre in ultima posizione vedete Gatta che ha proseguito nonostante una ferita all'inguine, accanto a lui Dino Zandegù. Ora Nicastro, visto che le due telecamere mobili sono tutte e due in coda al gruppo, sarebbe bene fermarne una per far vedere Eddy Merckx oppure farla passare in testa. Ora potremo nuovamente vedere Merckx transitare davanti alle telecamere fisse. Riepiloghiamo le varie classifiche. Moser è il leader della classifica a punti ed è anche ecco che Merckx è stato ripreso, gruppo nuovamente compatto, con Gandarias in prima posizione, Riccomi secondo, Giuliani, poi Sant'Ambrogio, ecco Gimondi, Merckx a centro gruppo, gruppo nuovamente compatto, il vantaggio massimo di Eddy Merckx. Darvi un tifoso. Ancora 7 chilometri e poi il Giro d'Italia si concluderà. Ubrecht, Algeri, Boifava, Riccomi, Baronchelli, Ziglioli nell'ordine, poi Poggiali, ed ecco lo sprint. C'è in testa la maglia ciclamino di Moser, lo attacca Tinchella ed è Tinchella che vince davanti a Moser, poi Basso, Gavazzi, Van Looy nell'ordine. Gimondi ha vinto il Giro d'Italia. Felice Gimondi ha vinto il Giro d'Italia. 12 anni che Gimondi scrive delle belle storie per il ciclismo italiano e questo suo successo, direi del tutto inaspettato,
all'età di 34 anni, la stessa età, se non sbaglio, che aveva Gino Bartali quando ha vinto il famoso leggendario Tour de France del 1948. È la chiusura ideale di una splendida carriera.